Si riunirà mercoledì 29 dicembre il Comitato Tecnico Scientifico per decidere, in base ai dati sul contagio, sulla riduzione della quarantena per vaccinati con dose booster o terza dose che vengono a contatto con persone risultate positive. La quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di 7 giorni, potrebbe essere ridotta tra i 3 e i 5 giorni. Gli scienziati, ha dichiarato Figliuolo, commissario straordinario del Covid, stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità, considerato che le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati. Ed infatti anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Caltabellotti, è tornato a chiedere la revisione delle quarantene. Omicron è una variante molto contagiosa, ogni positivo può aver avuto di media dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere 1 milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena, e questo non è possibile. Chi ha fatto il vaccino con la terza dose è più difficile si contagi e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria. La persona vaccinata anche con terza dose deve vedere la sua quarantena ridotta. Sulla stessa linea anche Sileri, sottosegretario alla salute: è necessaria una revisione delle regole della quarantena, ma non è questo ad oggi il problema. È verosimile che Omicron sia oltre il 50-60% del virus che circola nel paese. Dal 10 gennaio si torna in presenza a scuola. È verosimile che nei prossimi giorni si arrivi in generale a 100.000 contagi al giorno, ma se non tutti vanno in ospedale per la scuola non vedo un grande problema. Non appena avremmo dati più conclusivi su Omicron, anche le scuole sulla quarantena dei bambini, degli alunni e degli studenti si potranno rivedere. Potrebbe essere anche tra i 7 e i 10 giorni con l'anno nuovo, probabilmente prima della riapertura della scuola, ma ha spiegato sempre Sileri, bisognerà vedere quanto questa variante del virus sia più o meno aggressiva. La riduzione della quarantena si deve basare su dati scientifici precisi. Aspettiamo il Comitato Tecnico Scientifico, dobbiamo valutare molto bene i dati.